Benvenuti a questa nuova trasmissione di Mesedeke Sitake. Anche oggi abbiamo una ricetta semplice perché parlo sempre di ricette friulane fatte in casa, quindi vediamo subito gli ingredienti che sono farina, uova, limone, zucchero a velo, un po' di lievito, il burro, il sale, la vaniglia. La particolarità di oggi è la farina di mais, tutti ingredienti che di solito abbiamo in casa. Ci vediamo tra poco con la ricetta. Eccoci, con pochi ingredienti di casa, dicevo, oggi stiamo per fare dei biscottini. Li troverete anche in ricettari antichi perché addirittura l'Artusi li faceva, sempre con la farina di mais. Li potete trovare come gialletti, blavins, polentini o semplicemente biscotti di mais. Si parte dai liquidi e vedrete che oggi facciamo una sequenza che deve essere proprio fatta così. Partiamo dal burro morbido. Io l'ho tenuto fuori già un'oretta in modo che lo posso lavorare tranquillamente, così, a cui aggiungeremo subito lo zucchero. Poi sapete che più tardi vi do gli ingredienti. Cominciamo a lavorare. Per chi ha una planetaria va benissimo anche lavorare il burro con lo zucchero con la spatola piatta, quindi senza incorporare aria, anche con il gancio volendo. Dobbiamo semplicemente far assorbire gli ingredienti. La ricetta che faccio io oggi ha degli ingredienti semplici, non ci sono degli extra per aromatizzare, c'è solo la vaniglia e la buccia del limone. Nelle ricette che si trovano in giro ci sono anche le varianti con i pinoli, con l'uvetta, con le mandorle sicuramente e considerate che però quando li farete anche voi aggiungendo pinoli, uvetta, state attenti a mettere l'uvetta all'interno perché l'uvetta, se la lasciate all'esterno dell'impasto, quando poi vanno in forno tende un po' a bruciacchiarsi, diventa scura, diventa amara e vi rovina il biscotto, perché di base è un biscotto molto buono. Sono dei biscotti friabili e una pasta frolla un po' forte, perché chiaramente non avendo solo la farina 00 che contiene glutine, ma avendo anche il mais che non lo contiene, vi rimane proprio una frolla bella friabile con una bella consistenza. Ecco qua, il burro si è assorbito, o meglio il burro ha assorbito lo zucchero. Possiamo aggiungere 2 tuorli d'uovo. Parlando di glutine e parlando di farina, perché ho detto che bisogna mantenere un ordine preciso negli ingredienti? Perché le uova, io sto usando delle uova di casa, quindi non sono tarate con una pesatura standard. Possono avere 50 grammi, 70 grammi. Quelle che si trovano in commercio generalmente sono tarate sui 60 grammi a uovo. Quindi se io dovessi fare una ricetta precisa, peserei le uova e vi potrei dire esattamente il peso di tutti gli ingredienti. Ma noi facciamo ricette di casa, per donne e anche uomini che cucinano in casa, non siamo chef da ristorante e quindi nel momento in cui io vado ad aggiungere il liquido del tuorlo d'uovo è lì che si definirà il peso della farina finale. Adesso aggiungiamo anche la vaniglia, così. Come al solito io uso vaniglia in pomata, usate tranquillamente una bustina di vaniglia in polvere, ha lo stesso effetto, sono solo gusti personali. Ecco, ad esempio io uso la vaniglia in pomata, mi dà del liquido in più. Poi aggiungo il limone, il lievito, il pizzico di sale e la farina di mais. La farina 00 la lascerò per ultima perché? Per 2 motivi. Uno, perché è in quel momento che saprò quanta ne va, per dare la consistenza giusta all'impasto. E 2, perché se lavoriamo la farina 00 troppo a lungo, il glutine che contiene tende a fare un po' colla. Quindi partiamo dai liquidi
ricordiamoci questo trucchetto semplice semplice, la farina dopo zero la metteremo alla fine. Un'accortezza, io non ci penso tanto perché ho 2 alberi di limoni in casa, sì, non in casa, in giardino chiaramente, e quindi ho limoni che hanno sicuramente una buccia edibile. Fateci caso, quando fate la spesa, di solito è scritto in piccolino se la buccia del limone è edibile, perché è vero che poi vanno cotti, ma le sostanze chimiche, insomma, non è che spariscono completamente. Quindi un po' di attenzione quando fate shopping al supermercato. L'ideale è chiaramente rivolgersi a piccoli negozi locali, chilometro zero, dove avete un limone più fresco, anche perché anche qua in Friuli, se così riservati un pochino in un'orangeria o in una piccola serra o insomma coperti, i limoni durano tutto l'anno e continuano a fruttificare tutto l'anno. Se vi piace potete aromatizzarli anche con l'arancia, ma se fate questi di base la prima volta e la seconda, in modo che vi vengano molto bene nella base, poi vi potrete sbizzarrire con le vostre ricette e inventarle anche nuove. In questo momento la mia cucina è profumatissima di limone, perché i limoni li ho raccolti mezz'ora fa e quindi stanno sprigionando tutto il loro profumo. Il bello di cucinare è che facciamo anche aromaterapia gratis. Un pizzico di sale, perché sapete che quando usiamo la farina ci vuole un pizzichino di sale sempre, anche quando facciamo le creme, la crema alla vaniglia, la crema al cioccolato, un pizzichino di sale fa sempre, dà quello sprint e aiuta a esaltare gli altri gusti. A questo punto ci metto il lievito, ne basterà un cucchiaino raso. Io uso una farina friulana, è abbastanza grezza, mi piace proprio questa consistenza grezza, non usate le precotte per fare i biscotti proprio non vanno bene. Ecco, con le dosi che ho usato io oggi, vedete che per l'impasto, per creare poi dei biscotti, ci siamo quasi. Ed è una frolla estremamente facile da fare. Adesso mi metto i guanti perché comincerò a impastare a mano con la farina 00. Per chi sta lavorando con la planetaria, a questo punto è sufficiente continuare a mescolare ed aggiungere a piccole manciate la farina, fino a quando vedete che incorda molto bene sul gancio o comunque rimane appallottolato sulla spatola piatta. Io che lavoro a mano faccio così, spolvero il piano di lavoro con una quantità di farina che a occhio ormai li faccio spesso questi biscotti perché sono facili, si fanno in pochissimo tempo e piacciono un po' a tutti. Ci verso sopra il composto, così. E comincio a far assorbire la farina maneggiando il meno possibile l'impasto. Quindi tiro su la farina, schiaccio, non faccio l'allungamento in modo che non si formi una pasta filata come quella del pane per capirci, ma rimanga una frolla, quindi con quella consistenza friabile. Semplicemente lo manipolo un po' affinché la farina venga assorbita. Il panetto adesso ha raggiunto la consistenza giusta, se io lo apro si sgretola un pochino, non è troppo morbido, devo fare un po' di fatica per modellarlo, non deve essere eccessivamente molle, altrimenti poi in cottura si distrugge. Ne facciamo un cilindretto, tagliamo dei pezzetti, facciamo il cordone e tagliamo delle piccole porzioni. Prendo la teglia e cominciamo a dare la forma ai biscottini. Una teglia ricoperta con carta forno, il forno l'ho già acceso a 200 gradi. Facciamo quindi delle palline, poi facciamo una conchetta con la mano, facciamo la sferetta, con l'altra mano facciamo la conchetta nel verso contrario e facendo così vi escono i biscottini. Eccoli qua.
Fate un po' di puntina se vi piace che si abbrustoliscano un po' di più sulle punte e via. Semplice, vero? È chiaro che se vi fa piacere potete anche dargli delle forme più particolari. Se giocate con i bambini fate magari la forma di pupazzetto. E il biscotto così più artigianale è questo, perché io penso sempre a ricette che venivano fatte nelle cucine semplici, che magari non avevano tutti gli attrezzi che abbiamo oggi in cucina e che si trovano ovunque su Amazon o anche nei negozi insomma, più specializzati. A me piace andare qui vicino a dove abito io, c'è un bel negozio di casalinghi e ha sempre tante formine, stampini e trovo delle cose simpatiche, quindi non serve andare lontano, ecco, anche qui da noi in Friuli si trova tutto. Per chi non è abituato a fare spesso biscottini, una raccomandazione sicuramente importante. La prima è divertitevi a cucinare, a fare i biscotti, a offrirli agli amici. Questi tra l'altro si possono anche mettere nei sacchettini con un fiocchetto e regalare quando andate a una visita, un compleanno, così è sempre un bel pensiero, qualcosa di fatto in casa. E questa era la, come posso dire, l'informazione inutile, ecco. L'informazione utile, adesso torniamo un po' seri, è quella di farli più o meno tutti della stessa misura, perché se nella stessa teglia mettete un biscotto più spesso, un biscotto più sottile, rischiate o di lasciare crudo quello più grande oppure di bruciare quello piccolino. È un errore che io facevo da piccola, quindi mi è rimasto. Non so chi di voi ha usato il dolce forno, io sì, e con quella lampadina sfornavo delle meravigliose tortine per le mie bambole. Quello è stato il mio primo corso di cucina. Ho fatto un corso al Civiform, ho frequentato insomma altre scuole, sia qua in Friuli ma anche in giro per l'Italia perché per qualche anno ho vissuto fuori da qui. E devo dire che in tutta Italia ci sono biscotti, dolci, ricette meravigliose, veramente l'Italia è tutta da scoprire. Per me il Friuli un po' di più. Io mi fermo qui, inforniamo, così tra qualche minuto sforniamo e assaggiamo. Diamo una spolveratina di zucchero a velo e prepariamo il piattino per l'ospite che sta arrivando. Possiamo prepararli per un tè, per un caffè, per un liquorino. Per fare i biscottini con la farina di mais ci serviranno 2 tuorli, della buccia di limone grattugiata, una bustina di lievito, 120 g di burro, 120 g di zucchero, 270 g di farina e 80 g di farina di mais. Oggi è una giornata speciale per me, abbiamo un'ospite straordinaria. Grazie. È una donna che vive in Friuli, ha una carriera internazionale, lei è una soprano, nonché pronipote di Boris Pasternak. Abbiamo con noi Selma Pasternak. Benvenuta. Grazie mille a te e grazie a tutti i nostri spettatori che ci stanno guardando. Veramente è stata una bellissima sorpresa questa tua proposta, questo chiamarmi in cucina qua meravigliosa e senti, ti posso dire, mi ha abbracciato un profumo di limone fantastico, cosa che io poi adoro in cucina anch'io e appena entrata dalla porta, wow, stupendo, proprio, ma cosa mi hai preparato di buono? Ti ho preparato dei biscottini con la farina della polenta e dei limoni che ti ho raccolto stamattina proprio per averli freschi freschi. Con le tue manine? Sì, ce li ho nell'orto. Fatte tutto quanto Fatto con amore? tutto, sì, sicuramente. Allora senti, se ti fa piacere, io proporrei, no, un assaggio, tu, visto che parliamo di gola, quello che so fare io di gola, ovvero ti accenno un pezzettino a tu che mi hai preso il core. Oh,
Ok, grazie. Per tutti quelli che lavorano, fanno le cose sempre con amore. È un pezzettino dall'operetta di Franz Lehár e fa così. Tu che m'hai preso il cor, sarai per me il solo amore. No, non ti scorderò, vivrò per te, ti sognerò, nessuno mai più, ormai per me, come sole sei tu, lontan da te, e morir d'amore, perché sei tu che m'hai rubato il Allora, io mi ero preparata un bellissimo foglio con le domande che dovevo fare a Selma. Come avrete capito, però è successo qualcosa perché sentire questo canto a poco più di 1 metro di distanza, come direbbe Pretty Woman, mi ha torcigliato le budelle, quindi ho dovuto prendermi un attimo di pausa per riprendermi da questa incredibile emozione che auguro a tutti di provare almeno una volta. Grazie. Ma guarda, mi aggancio su questa cosa qua simpatica. I primi tempi quando studiavo in conservatorio avevo la vicina di casa che era una signora anziana che quindi non poteva andare, no, al teatro eccetera. Lei ogni volta apriva le finestre per sentirmi anche i vocalizzi, cioè i vocalizzi sono qualche cosa che come chi suona il violino devi farlo perché giustamente il tuo fisico ha bisogno, no? Chiaramente come un maratoneta, come un atleta di allenamento e quindi anche noi abbiamo questo bisogno prima di cantare. Lei da che io iniziavo a aprire bocca, lei apriva sempre le finestre di casa sua. Quando non mi sentiva andava dai miei genitori e chiedeva ma Selma è fuori, Selma è a teatro, Selma è in giro, non è che non sta bene, vero? Cioè veniva ad appurarsi che io stessi bene perché non mi sentiva cantare. Ecco, Cara, hai parlato di una vicina di casa, no? Sì. Allora, tu non sei originaria del Friuli, ma hai scelto il Friuli per abitarci. Sì. Noi siamo veramente onorati di questa tua Grazie. presenza perché porti con te la tua arte, ma anche il ricordo del tuo Sì, bisnonno, Boris Pasternak, che è colui che ha scritto il Dottor Zivago. Sì. Quindi veramente aumenti l'asticella di valore di questa nostra Grazie. regione. Grazie. Contemporaneamente sei una donna tanto carina, semplice. Grazie. Ma guarda, quello che io penso sempre è molto lo studio, è molto l'applicarsi, l'essere sempre con i piedi per terra. È vero che magari a noi artisti vengono dati degli epiteti, ma voi avete la testa fra le nuvole. Noi magari abbiamo una visione molto a 360 gradi, ma più rimani semplice, appunto come mi hai descritta, più rimani vicino a contatto con le persone, più penso anche lo stesso artista stia bene, perché se no si autoerige su un cristallo, su un piedistallo di cristallo che a me questa non mi confà, ecco, questo no. Quindi... Dicono che la cosa più bella è avere i piedi per terra e la testa fra le nuvole, perché è tra le nuvole che ci sono i nostri sogni e che i piedi stalli troppo alti, poi se cadi è una brutta caduta, insomma. Però ti sento veramente vicina. Grazie. Vicina e insomma, con cui si può fare una chiacchierata. E, come ti dicevo, io mi ero preparata una lista di domande, ma mi sono talmente, si può dire, ingroppata, no? Talmente ingroppata in televisione che ho preferito insomma andare un po' così a ruota libera. Dove sei nata? Quello che piace anche a me, se posso vero? dirti. Sì. Dove sei nata tu? Allora, io sono nata a Brescia, ma poi ho sempre vissuto un po' in giro per l'Europa, perché con i vari nonni, zii, in quanto sia mia mamma che mio papà non sono italiani, e quindi io mi sento molto figlia di Dio e cittadina del mondo. Ecco. Bello.
E ti posso dire, ho avuto la fortuna proprio, ecco, questa è veramente una grande ricchezza secondo me, di avere dei genitori che hanno mantenuto le loro origini, le loro tradizioni, la lingua e l'hanno anche insegnata a me, no? E questo mi ha dato la possibilità di non tranciare, no? Con le origini, con le parti dalle quali le varie parti del mio sangue provengono dall'Europa, ma anche del mondo intero. Ci servirebbe un'altra puntata per raccontarti un po' in sunto da dove Ma magari, lo facciamo provengo. volentieri. Volentieri. E qui il Friuli Venezia Giulia, quello che ti posso dire è molto molto bello, veramente ha talmente tante varietà di paesaggio, di clima, hai le montagne, hai la pianura, hai i laghi, hai il mare. Io e mio marito siamo anche velisti, quindi ci piace moltissimo appunto veleggiare. Abbiamo tutto e mi sento parte integrante. Ho tabai anche un po' pa Furlan. Ottimo, Ecco. Vintangus che mai, Sì. E quindi ecco, veramente mi piace moltissimo, questa terra qua è baciata, ecco, si sta bene, c'è gente, voi friulani siete soprannominati grandi lavoratori, no? Ma avete un cuore, sapete anche fermarvi, dedicarvi al prossimo, aprire la casa, no? Offrire quello che avete. E non è sempre Non è così da poco. scontato, no, È quindi vero. E sai che il Friuli ha una lunghissima tradizione, anche delle cose che arrivano dai Celti. Una delle tradizioni celte che sono ancora mantenute sono i pignaroi. Mhm, Tu li conosci benissimo perché il 6 gennaio compi gli anni, è il tuo vero. compleanno, quel giorno lì. E, ti voglio chiedere una cosa, non un pettegolezzo, ma per una donna nata il 6 gennaio è facile che ci siano stati quelli che oggi si chiamano episodi di bullismo. Ci sono stati Ma e allora, facci sapere, soprattutto per le ragazze che ci ascoltano, certo. con la personalità come si superano queste cose. Allora, guarda, ti dirò due esempi. Uno è in positivo, che c'è un nostro carissimo amico di famiglia che immancabilmente mi fa gli auguri sempre il 7, perché si vergogna di farmeli il 6, non ce la fa, no, di farmeli il 6 di gennaio, proprio perché non vuole essere frainteso. Ma questo è un signore adulto. Quando ero ragazzina mi è capitato più e più volte, insomma, di essere presente ai Pignarul. E la cosa simpatica è stata che un ragazzo del gruppo non sapeva che era il mio compleanno, il 6. E allora arriva così un po' sfrontato, un po', però non era proprio vero atto di bullismo, però era un po' così per mettere un po' in difficoltà le ragazzine, noi che eravamo presenti. Gradasso. Sì, brava, così, però bonaccione, non era, ecco. Ma dice, auguri voi donne, che è la vostra festa. E le ragazzine, sì, sono rimaste un attimino, sai, toccate perché giustamente sì, non si fa una cosa di questo genere. No, Però io... non si fa. Non si fa. E io ho preso parola perché sentita in causa, cioè era proprio il giorno del mio compleanno, era il 6 gennaio, allora vado lì da lui, lo prendo, lo abbraccio e dico ma che amore che sei, ma che stella, ma ti ringrazio, ma ti sei ricordato del mio compleanno. È rimasto imbasito, cioè è rimasto... Stecchito. Penso che magari forse queste, prendere in giro, no? Così quando si è presi in giro, forse è una delle migliori tattiche per lasciare l'altro veramente... Sdrammatizzare sì, senza sì, subire, insomma. sì. Selma, abbiamo parlato di te ragazzina, no? Ma questa cosa del canto, com'è nata? Beh, allora, proprio parliamo agli arbori, ti dirò questo. Mia mamma mi ha sempre raccontato che quando io sono nata, al momento proprio in sala parto, con i pugni così felice di essere venuta al mondo, ho proprio urlato, no, ma proprio bello, proprio con una bella voce. Tonante. Bravissima, e il medico che stava assistendo disse a mia mamma,
Sarà mai che magari un domani diventerà una cantante? Mia mamma Sarà sì, se l'è segnata proprio sul famoso diario della mia nascita. Poi un altro episodio ti posso raccontare che ho partecipato anche allo Zecchino d'Oro, quando avevo 6 anni. E poi è sempre stata la mia passione il canto. Mio papà suonava il pianoforte e il violino, perché da noi nelle famiglie russe c'è molto la riconoscenza, il piacere, ecco, dell'avere la musica in casa, no? Bene. E quindi c'è sempre un musicista, c'è sempre musica. E per me è stato abbastanza facile, diciamo, no, come filone, perché sentivo sempre musica dall'inizio del giorno fino alla sera. E poi è stato indubbiamente sì, quando avevo 13-14 anni che cantavo, che mi piaceva molto, 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 molto cantare, ma non riuscivo a cantare i brani di Sanremo. Io dicevo, ma porca la miseria, ma come mai non riesco proprio, no? Perché? Perché la mia voce era già impostata liricamente e quindi c'era il vibrato naturale e non riuscivo a imitare i cantanti. Questa cosa qua mi dava fastidio a me e una carissima amica di mia mamma che aveva fatto appunto carriera, era cantante lirica, Mirna Pecile, che salutiamo, è friulana di Fagagna, vive a Udine, e disse, ma guarda che questa ragazzina qua ha qualcosa di impostato, perché non le puoi magari proporre di fare gli esami al conservatorio? E così è stato, E e così feci è gli stato. esami ed eccomi qua come cantante lirica. Grazie, grazie Selma. Guarda Selma, come lo racconti tu? No, così in maniera semplice, naturale. Sembra quasi che tu sia passata dal violino di nonno, pianoforte di papà, allieva di Katia Ricciarelli sui palcoscenici di mezzo mondo. Sì, parliamone, nel senso che indubbiamente far carriera non è trick e track così facile. Io ho iniziato il conservatorio appunto a Udine, l'insegnante che avevo si era trasferita, quindi anch'io mi trasferii perché quando poi c'è un bellissimo collegamento, l'insegnante e allievo si fondono, è un dispiacere se appunto non si prosegue. Per preparare l'esame come si chiama, del conservatorio, io ho avuto la grandissima fortuna di essere preparata da Adelina Montagnese, che purtroppo non c'è più, insegnante, lei direttrice dei Pueri Cantores di Martignacco. Mi diede lei proprio gli spartiti e io è sempre qua, la porto sempre nel cuore. E con suo marito Alfeo Venuti all'epoca appunto mi avevano aiutato a preparare per sostenere l'esame. Quando poi, sempre andando avanti, facevo dei masterclass, io ho avuto la fortuna di conoscere Alfredo Mariotti, Sì? che è qua friulano di Varmo, e a Bonaldo Giaiotti, altro grandissimo, sono tutti e due dei bassi friulani che hanno fatto veramente la storia della lirica. E poi è stato nel 2004 con la signora Ricciarelli che feci un'audizione per fare la sua masterclass. Lei ero piaciuta e quindi mi prese e da lì, devo dire la verità, mi ha aperto il mondo, mi ha portato in diversi teatri, in Inghilterra, in Germania, in Austria. Persino ho inaugurato anche, cosa non si fa con la lirica, la MSC Crociera, proprio la nave opera, insieme con Teddy Reno e Rita Pavone. E io come cantante lirica facevamo gli spettacoli alla sera in teatro, bellissimo teatro per 800 persone in punta nella prua della nave, quindi Bene. sono bellissime esperienze. Selma, sai che purtroppo in televisione abbiamo dei tempi da Certo. rispettare. Vorrei riaverti, Volentieri, se volentieri. puoi, con i tuoi tempi, Certo. ritornare in trasmissione, perché sicuramente, insomma, i telespettatori hanno piacere di ascoltarti anche così un po' in privato, diciamo. Ti lascio con i tuoi biscottini, facci sapere Tutti come per sono. me? Tutti per te. Urca. Volentieri.
Grazie. Lasciamo Selma con i suoi biscottini alla farina di mais. La Buonissimi. ringraziamo tantissimo. Io mi scuso con voi per essermi emozionata così tanto, ma dovreste provare. Andiamo a teatro, rifrequentiamo i teatri come si faceva una volta. Vi saluto, vi aspetto alla prossima puntata, sabato prossimo. Maman e tenisi conto.